La quarta corsa, confronto tecnico interessante del pomeriggio, un miglio riservato a cavalli di 4 anni, soltanto 5 al via, ma qualità elevata. 1 Express Dark, 2 Edison Vez, 3 Eli dei Greppi, 4 Eclatante Se, 5 Excelsior. Favori sono per Express Dark, numero 1 Andrea Farolfi in sediolo. Macchina che accelera, partiti con eclatante velocissima all'esterno che si porta in breve a condurre nei confronti di Express Dark, mentre Edison Vez deve ripiegare in terza posizione davanti a Ali delle Naldine e Excelsior. Prende subito vantaggio Eclatante Se, che completa i primi 200 in uno svelto 14,2. A 3 lunghezze segue Express Dark, seguito a sua volta da Edison Vez, quindi Elli dei Greppi, e in coda Excelsior, che accenna per un attimo a muovere all'esterno, ma il quintetto rimane poi ancora incolonnato in fila indiana. Dopo i primi 500 metri di gara non cambia nulla, con Eclatante Se che continua a guidare. Ora la mossa esterna da parte di Express Dark sul rallentamento imposto dal leader, 46,8 infatti il passaggio ai 600. Eclatante costretto quindi ad accelerare dalla mossa di Express Dark, che va al suo esterno gradualmente. Intanto 1-1-9, c'è un 15-1 davanti alle tribune, con Eclatante Se in vantaggio, Express Dark in seconda posizione, poi Edison Vez, arriva il chilometro, percorso in 1:16,4 dalla testa. In vantaggio Eclatante Se, ora Express Dark va con maggior decisione al suo esterno, più indietro c'è Edison Vez, poi Eli dei Greppi ed Excelsior, 400 alla conclusione, il parziale ora in 13,5. I primi due si staccano da Edison Vez, che cerca di ritornare sotto lungo la corda. Eclatante Se in vantaggio su Express Dark, completamento della curva finale con Eclatante Se sempre in testa, ma Express Dark che insiste nella sua offensiva, ma si getta di galoppo, e così all'interno c'è spazio per Edison Vez, che prova l'aggancio con Eclatante sul palo, i due vicinissimi. E c'è da rivedere questo arrivo, 28,8 a chiudere dopo un 28 di là, l'errore di Express Dark ai 100 finali, quando stava attaccando con estrema decisione Eclatante Se, e quindi c'è da vedere sul traguardo. Probabilmente ancora qualcosa riesce a conservare Eclatante Se, la nostra impressione almeno è quella. E ora vediamo il fermo immagine che conferma la vittoria di Eclatante Se su Edison Vez. Falloso invece ai 100 finali il favorito Express Dark. La vittoria dunque per Eclatante Se, Roberto Vecchione in sediolo, team Elert, assegno dunque per conto del signor Raffaele Sepe.